ogni intervento sarebbe stop alle grandi navi, ma io invece vorrei parlare non solo delle grandi navi, ma vorrei parlare esattamente di quello che Stefania ha detto, e cioè di una proiezione più grande per Venezia, che riguarda la proiezione relativa allo sviluppo turistico e non solo. Sulle grandi navi la mia posizione la sapete, la ripeto così tanto perché rimanga negli annali. Sono molto felice che finalmente tutti condividano il fatto che nel bacino di San Marco le grandi navi non possono transitare. Naturalmente la mia storia mi fa guardare con molto sospetto e con molta preoccupazione interventi in laguna che possano rendere questo equilibrio morfologico già così fragile ancora più fragile. Io ricordo che nel secolo scorso, quando si è intervenuto sulla laguna per ampliare o per creare canalizzazioni nuove, questo ha provocato degli effetti gravi sulla morfologia della laguna, quindi è evidente che quando si parla di scavare nuovi canali questo non possa essere che da una persona come me guardato con estrema preoccupazione. Però siccome attualmente l'unico progetto che noi abbiamo al Ministero dell'Ambiente è il progetto Venice Cruise 2.0, che prevede offshore dalla laguna, e altri progetti ne arriveranno perché questo è stato annunciato dalle istituzioni veneziane, ma non sono ancora arrivati. E poi trovo che bisogna sempre cercare di fare un mestiere che si conosce. Il Ministero dell'Ambiente, anche sollecitato da quei comitati, da quelle rappresentanze della società civile che hanno a cuore Venezia, io non posso che auspicare che farà tutte le verifiche necessarie per capire quale sia il progetto più adatto per la salvaguardia della laguna e per Venezia. Ma non voglio entrare in meriti tecnici, perché questo significherebbe entrare in un campo in cui io non sono né esperta né competente. Comunque con questo ho ripetuto la mia posizione sulle grandi navi e andrei invece a un argomento più importante. Più importante, non che le grandi navi non siano importanti, ma diciamo più strategico, e cioè il futuro di Venezia. Che cosa vogliamo che Venezia sia? Questa è la domanda che ci dobbiamo porre. Nel 2016 sono stati festeggiati, se possiamo usare questo termine, 90 anni da quando Venezia e Mestre sono diventate un'unica amministrazione. Da quest'anno si parlerà di città metropolitana, quindi non c'è dubbio che ci sarà un nuovo quadro amministrativo dentro cui Venezia si dovrà muovere. Ecco, la domanda vera che noi ci dobbiamo porre è che cosa vogliamo che Venezia sia, perché è l'identità di questa città unica al mondo che mettiamo in questo momento sul piatto e che cerchiamo di affrontare quando pensiamo che si parla di beni culturali, di turismo, di eccezionalità di questa città per come viene percepita nel mondo. Il turismo. È evidente che un turismo come quello veneziano, Venezia l'ha subito, non l'ha gestito, l'ha subito per decenni, l'ha visto crescere esponenzialmente senza che si pensasse mai di gestirlo. Ogni volta che io vengo a Venezia tutti mi chiedono: ma lei vuole il ticket? Io ho fatto una provocazione poco prima dell'Expo, sapendo che con l'Expo sarebbero arrivati a Milano 20 milioni di persone, per dire si sia attenti a Venezia, perché se solo una parte di quei 20 milioni pensano di andare a Venezia, questo significherà un'impennata di turismo giornaliero che finirà per strangolare ancora di più questa città. Quindi non c'è dubbio che per quanto riguarda il turismo Venezia ha subito, non ha gestito, e questo è il primo punto di cui noi dobbiamo essere assolutamente consapevoli. E secondo me proprio questo punto deve portare in maniera, voglio dire, che non sia conflittuale a priori. Io accolgo una proposta che era stata fatta dal FAI al momento della mostra di Berengo Gardin. Deve portare tutti i soggetti interessati a un lavoro comune per cercare di individuare soluzioni che saranno micro soluzioni a breve, itinerari alternativi, rapporti con le società che gestiscono imprese turistiche piuttosto che con le compagnie di viaggio, e che saranno poi soluzioni anche a lungo, che vedranno il rapporto tra Venezia e la terraferma. Però è necessario che tutti
tutti i soggetti, anche usando di certe tecnologie che all'estero sono state applicate. Vedi l'Alhambra, vedi Mont Saint-Michel, vedi anche grandi capitali europee che hanno cercato di proteggere certe parti da un eccesso di afflusso turistico. Noi dobbiamo avere finalmente il coraggio, la voglia, la disponibilità di capire che Venezia ha bisogno di una strategia non per subire più il turismo ma per gestirlo. C'è poi un'altra domanda che mi faccio continuamente. Si dice che le grandi navi sono portatrici di grande ricchezza perché occupano oltre 500 persone, qualcuno dice fino a 3.000, e questo non si può negarlo a priori, sarebbe da parte mia assolutamente sbagliato farlo. Ma è possibile che una città che ha da 25 a 30 milioni di turisti sia una città che ha dei problemi? A voi pare normale? Se noi prendessimo un qualunque cittadino all'estero e dicessimo noi abbiamo 25 milioni di turisti in una città che ha 57.000 abitanti, neanche meno, eppure questa città ha dei problemi enormi, ha problemi a mantenere il proprio patrimonio culturale, ha problemi a chiudere dei bilanci. Io capisco benissimo le preoccupazioni dell'attuale sindaco che si è trovato in una situazione economica estremamente difficile, ha problemi a valorizzare le proprie aree. Oggi si parlerà anche di un'isola, ma sono tante le isole che a Venezia hanno uno stato di abbandono, di degrado, senza contare aree più grandi come possono essere per esempio quelle di Bandiera. Quindi ha problema a valorizzare aree che fanno parte del proprio territorio, ha problemi a mantenere la propria identità viva, perché il commercio veneziano ha dovuto lasciare pian piano il passo a un commercio assolutamente non veneziano, che però copia quello veneziano e che finge di essere veneziano. Quindi c'è anche questo aspetto. Una città che ha questo numero di turisti non riesce a trovare le risorse per gestirsi, c'è qualcosa che non funziona, evidentemente. Io non voglio imputarlo a nessuna amministrazione, non voglio accusare nessuno, dico oggi questa è la realtà. Noi abbiamo un incredibile bacino nel quale Venezia può pescare, ma non solo per arricchirsi, ma per mantenersi, perché siamo arrivati al punto che Venezia non riesce neanche a mantenersi, eppure evidentemente la gestione di questo incredibile bacino che è il turismo veneziano porta Venezia poco, porta Venezia non abbastanza, porta Venezia in certi settori ma non le porta in altri. Abbiamo un turismo giornaliero che ha dei numeri paurosi e un turismo stanziale, per quello che si è potuto valutare, perché anche lì i numeri sono abbastanza ballerini, che è infinitamente inferiore a quell'altro e quindi naturalmente ha una ricaduta minore sul territorio. Ecco, tutti questi elementi mi portano a dire che una gestione ragionata del turismo, una gestione, come dico, attiva del turismo, da cui poi deriva tutto il resto, perché derivano anche le riflessioni sulle grandi navi, piuttosto che su un grande porto turistico privato, per esempio, per le imbarcazioni private che a Venezia manca, per cui si aggirano per la laguna senza sapere dove andare, piuttosto che capire quale segmento delle grandi navi si accoglie, perché anche lì non c'è dubbio che l'escalation è stata totale, che Venezia l'ha subita. Si è partiti da navi che avevano 50.000 tonnellate, adesso si parla di navi che sono 3 volte più grandi e sono in previsione, in costruzione, navi ancora più grandi. Allora dove vogliamo arrivare? Dove dobbiamo fermarci? Che cosa vogliamo che questa città sia? Non vogliamo che sia un parco di divertimenti, non vogliamo che sia un museo. Io mi ricordo che quando mi dicevano bisogna che Venezia sia tutt'uno con la terraferma, è per evitare che diventi una città museo, ma purtroppo è diventata peggio di questo, è diventata appunto una specie di parco a tema. Si è svuotata dei suoi abitanti che ci vivono ma sono infelici di viverci, che si sentono come assediati e quindi in qualche modo si sono come rintuzzati in un angolo, come se non partecipassero più alla vita della città. Ma non è questo che noi si voleva. Quello che questa città meritava è di chiamare tutte le grandi istituzioni culturali del mondo a venire a stare a Venezia, per esempio.
portando università, portando centri culturali, portando esempi di cui potrebbe essere per esempio uno citato, quello della Fondazione Cini, che io trovo essere una delle istituzioni più straordinarie che abbia mai visitato. Forse qui tocco la sensibilità di qualcuno, ma non ho nessuna timidezza a dirlo. Cioè, volevamo che Venezia fosse quello, sì, la città più visitata al mondo, ma anche una città che pulsava di cultura, di temi sul mantenimento del patrimonio culturale, di identità, riportando all'attenzione del mondo anche le sue tradizioni più antiche. È questo che si sarebbe voluto per Venezia. E credo che sia questa la strada sulla quale noi dobbiamo puntare. Adesso la grande scommessa è la città metropolitana. Ed è una scommessa delicata per Venezia. Parliamo di 840.000 abitanti, di cui Venezia saranno 54.000, quindi ancora più piccoli, ancora più in qualche modo numericamente irrilevanti. Stiamo attenti, stiamo molto attenti, perché se non manteniamo oggi, se non cerchiamo di ricostruire oggi tutti insieme la bandiera dell'orgoglio veneziano, permettetemi di usare questo termine, la bandiera della venezianità, ma non perché sia un fatto esclusivo di quello che c'è fuori, anzi deve essere qualcosa di inclusivo, però qualcosa che mantieni sui segni identitari. Noi rischiamo proprio nell'annacquamento che può derivare dalla città metropolitana, che pure ha anche molte altre opportunità, rischiamo di sparire come Venezia. E quindi è proprio questo il momento del riscatto, ed è questo il momento in cui, abbandonando tutte le barriere, io so che il sindaco ha spesso usato, perché mi pare che abbia un carattere molto appassionato, le espressioni non particolarmente affettuose nei miei confronti, ma questo non ha importanza. Io credo che la divergenza di opinioni non debba mai poi toccare gli aspetti di una critica personale. Io quello che dico è: questo è l'ultimo appello per Venezia, questo della città metropolitana. Noi dobbiamo assolutamente perdere questo appello, e per quello che riguarda il ministero che io rappresento in questo momento, cioè quello del turismo e dei beni culturali, uno, Venezia ha bisogno di risorse. Guardo la mia amica senatrice Puppato, pensando alla legge speciale che naturalmente speriamo venga dotata di molti mezzi, che questi mezzi però vadano a Venezia, non vadano poi da altre parti. Venezia ha bisogno disperatamente del proprio patrimonio culturale, ha bisogno di mantenerlo. È inutile, basta andare in giro a vedere in che stato è questo straordinario, unico patrimonio culturale. Venezia ha bisogno di gestire il suo turismo in una maniera che sia protagonista e che non sia di vittima che lo subisce. Quindi mettiamoci tutti intorno a un tavolo, ministero, istituzioni locali, proposte. A me stessa me ne sono arrivate 2 o 3 di proposte anche molto interessanti di gestione dei flussi turistici, operatori, albergatori, agenzie di viaggio, tutto quello che si può immaginare che può essere utile a fare un progetto almeno quinquennale, visto che si è stabilito che il turismo aumenterà almeno del 5% all'anno in Italia. Questa è la cifra che bene o male è stata indicata. Facciamolo subito, non perdiamo tempo, e questo proprio l'appello che io faccio, in particolare alle istituzioni veneziane, che poi in ultimo sono quelle che dovranno decidere. Venezia è passata attraverso delle tempeste dal punto di vista politico e istituzionale. Adesso ha invece delle istituzioni che sono forti, che sono presenti e che sono in grado di agire nella loro completa legittimità, che è quella che gli viene data dalle elezioni. Benissimo, lasciamo da parte le polemiche, guardiamo avanti e pensiamo a salvare Venezia tutti insieme. Questo è il mio appello, e lo dico da persona che ama profondamente questa città. Grazie.